Abbiamo parlato che Popozzo è la porta del Delta, siamo qua all'Oasi di Panarella. Cosa rappresenta l'Oasi di Panarella in questo contesto del Delta? Ma per noi come WWF c'è un valore particolare perché è stata un po' la porta del Delta un po' in tutti i sensi, non solamente dal punto di vista geografico, perché l'Oasi Golena di Panarella si trova poco più avanti di dove il delta del Po si apre, si forma, il Po di Goro si stacca dal Po di Venezia andando a formare il delta moderno, quindi porta dal punto di vista geografico, ma è stata una porta d'ingresso anche all'istituzione del parco del delta del Po, perché l'Oasi precede di qualche anno l'istituzione del parco regionale del delta del Po e quindi è stata una prova anche di area protetta ante litteram da questo punto di vista, un esperimento tra l'altro dal basso in cui abbiamo cercato di valorizzare un luogo che era destinato a tutt'altro, doveva diventare una apicoltura intensiva negli anni 90, nei primi anni 90, grazie a una sinergia fra l'associazione che ha segnalato la valenza ambientale di questa zona umida e il comune stesso di Papozze che credette in questa nostra, diciamo, battaglia di iniziare con un percorso in un'area del delta meno conosciuta, perché il delta è conosciuto soprattutto per la sua parte più verso il mare, no? Dove abbiamo le lagune, le valli, gli scanni, i canneti, e quella parte, diciamo, che si trova un po' più a ovest era un po' meno conosciuta, un po' meno valorizzata anche dal punto di vista turistico. Quindi è stato esattamente 30 anni fa, tra l'altro, è stato un esperimento che ancora oggi consideriamo positivo se pensiamo che l'area si gestisce praticamente da sola attraverso la sinergia fra amministrazione comunale, volontariato, enti come l'ex servizio forestale regionale, oggi Veneto Agricoltura, che periodicamente svolge dei lavori di miglioramento ambientale, di miglioramento forestale. Grazie a questa sinergia è possibile gestire una superficie non indifferente, pur con tutte le difficoltà che possono nascere da una golena del Po, perché è soggetta alle piene del fiume e quindi in alcuni periodi dell'anno siamo costretti a tenerla chiusa per motivi logistici. Qui dal punto di vista della flora vediamo le differenze. Invece per quanto riguarda gli animali che sostano, migratori o meno, biodiversità di questa parte di delta? Sì, beh, sicuramente le specie animali e vegetali sono comuni un po' a tutte le zone umide del delta del Po, anche della parte più orientale del delta. Chiaramente abbiamo una componente forestale più importante perché essendo una zona più antica del delta dove i boschi ripariali, i boschi che costeggiano il fiume e che lambiscono un po' tutta la golena, la rendono interessante dal punto di vista forestale e quindi di conseguenza tutte le specie animali che sono più legate al bosco umido, dai picchi agli aironi che nidificano sugli alberi, ai rapaci notturni, strigiformi, cosiddetti strigiformi, l'allocco, il gufo comune, ma anche specie più rare come il falco pescatore che sempre più spesso viene a farci visita, perché l'Oasi di per sé è un grande bosco allagato con delle zone prative più estese, delle zone umide, piccole zone umide, piccoli laghetti che si creano in conseguenza alle piene del fiume, ma abbiamo davanti l'affacciarsi di tutto il fiume Po. Quindi c'è questa osmosi tra l'Oasi e il grande fiume che è pressoché un continuum e quindi è chiaro che le specie che incontriamo nel delta del Po e nel fiume sono le stesse che incontriamo all'interno dell'Oasi, quindi le famose quasi 400 specie di uccelli che frequentano il delta inevitabilmente passano anche per l'Oasi di Panarella. Ecco, e lo stato di salute dell'Oasi? Lo stato di salute dell'Oasi è uno stato di salute sempre controllato, diciamo che noi monitoriamo perché è chiaro che le malattie, se vogliamo chiamarle così, del fiume sono le stesse dell'Oasi. L'Oasi è una specie di cartina tornasole se vogliamo, quindi il problema, diciamo il lato oscuro di questo ambiente straordinario sicuramente è l'inquinamento legato sia al trasporto solido del fiume, quando il fiume va in piena lascia dietro di sé tutta una serie di rifiuti che sono dovuti all'inciviltà umana e al fatto che il fiume Po è un fiume non ancora del tutto pulito sotto
questi aspetti. Pensiamo al fatto anche che oltre alle plastiche, oltre diciamo, ai rifiuti solidi, anche la qualità del fiume Po ha dei momenti altalenanti. Abbiamo individuato, abbiamo visto insomma, che anche dai dati dell'ARPAV la presenza di PFAS è presente, ma ancora una volta torniamo a dire allora quanto importanti sono questi ambienti naturali che lambiscono il fiume, che fanno un po' da polmoni verdi in una situazione ambientale che non sempre si può dire perfetta, no? Il fiume non è in uno stato di salute perfetto e gli ambienti naturali rappresentano in questo un ostacolo o un valore aggiunto? Noi pensiamo siano un valore aggiunto, sia perché restituiscono paesaggio a un fiume che comunque è stato fortemente antropizzato, trasformato dalla mano dell'uomo, ma anche perché sono dei polmoni che in qualche modo assorbono tutti questi inquinanti che arrivano dal fiume. Quindi la funzione dell'oasi, se vogliamo fare una sintesi, è una funzione paesaggistica, naturalistica, perché è un habitat comunque utilizzato da specie animali e vegetali importanti, anche habitat di importanza comunitaria, ma anche e soprattutto un filtro alle acque che arrivano dal monte. Il delta è un po', se vogliamo, la somma di tutti i problemi che abbiamo a monte, no? Quindi tutto quello che a monte lungo il Po incontriamo di aspetti negativi legati alle attività umane, nel delta trovano il loro sfogo finale, quindi chiaramente noi raccogliamo ciò che di buono e di meno buono arriva dal fiume, e di conseguenza le oasi in questo senso da un lato le subiscono queste problematiche, ma dall'altro rappresentano un filtro importante, un cuscino che va ad ammortizzare quanto di sbagliato fa l'uomo nella pianura padana.